Quarta corsa, una prova per 5 e 6 anni a reclamare. Sono in 9 al via, favorita Athena Griff, mentre c'è qualche problema per Bamako dei Greppi che ha deciso che non vuol più muoversi, andare dietro la macchina. Vediamo Nicola Del Rosso impegnato a provare a farlo muovere. Vincenzo Piscoglio della Nunziata risale ora in sediolo, sembra tutto a posto. La favorita è il numero 1 di Athena Griff con Cesare Ferranti, alternativa individuata in Abano Cis, numero 5 Gianni Targhetta, poi Azalea Jet, Arta Terme Jet, anche loro abbastanza seguite, gli altri in doppia cifra, a partire dal numero 3 di Blanca. Autostart che ha acceso le luci lampeggianti, inizia a muoversi. Per questa quarta corsa premio Bioscal, 5-6 anni a reclamare per 10.000 euro, l'1 Athena Griff Cesare Ferranti, 2 Amos Rab Carmine Piscoglio, 3 Blanca Felice Facci, 4 Azalea Jet Salvo Cintura Junior, 5 Abano Cis Gianni Targhetta, 6 Arta Terme Jet Salvatore Valentino, 7 Bamako dei Greppi VP della Nunziata, 8 Astecca Dimar Roberto Faticoni, 9 Beverly Trio Marco Stefani. Autostart che inizia ad accelerare, si ritrae Blanca e la macchina li lascia con Abano Cis e Azalea Jet che vanno in lotta avanti ad Athena Griff. Passa Abano Cis al comando su Azalea Jet, in terza posizione Athena Griff, al largo Arta Terme Jet, poi ancora Bamako dei Greppi a precedere Astecca Dimar, quindi Blanca, ancora Beverly Trio, Amos Rab, i primi 200 metri in 14,4, con i quali Abano Cis si è assicurato il comando delle operazioni, Azalea Jet nella sua scia a precedere Athena Griff, quindi Arta Terme Jet allo scoperto che resta di fuori e dovrà assorbirsi il duro percorso. 29,7 per il primo quarto di gara, con Abano Cis che guida, su Arta Terme Jet che avanza al largo e Athena Griff che sposta per andare a fare la seconda pariglia. Seconda in corda è sempre Azalea Jet, mentre guadagna di dentro Bamako dei Greppi. La terza pariglia al largo è appannaggio di Blanca. Nelle retroguardie Amos Rab e Beverly Trio continuano a marcarsi. Alla fine Beverly Trio si muove in terza ruota con decisione. 1 minuto e 4 decimi la metagara di Abano Cis, che prosegue baldanzoso al comando, al largo sempre Arta Terme Jet, allo steccato c'è Azalea Jet, in mezzo alla pista progredisce Beverly Trio, il chilometro in 1,15,4, Abano Cis in evidenza sempre su Azalea Jet, Arta Terme Jet con coraggio di fuori, Beverly Trio in terza ruota costante, poi ancora Athena Griff, Bamako dei Greppi. Intanto Abano Cis fa 1,29,6 per i primi 1.200, 14,2 di là, si mantiene in vantaggio nei confronti di Azalea Jet, poi sempre Arta Terme di fuori con Athena Griff in seconda pariglia all'esterno che prova ad andare in mezzo alla pista, Bamako dei Greppi allo steccato, la piegata in 14,9, Abano Cis in vantaggio nei confronti numero di Azalea 9, Jet, Athena Griff che scatta a centropista, Abano Cis in vantaggio, Abano Cis che completa il coast to coast vincente su Azalea Jet, Bamako dei Greppi. 29,3 la chiusa, 1,14 il ragguaglio cronometrico per il ritorno alla vittoria di Abano Cis, Gianni Targhetta che lo interpreta e lo allena ed è anche proprietario sotto le insegne della scuderia GT, è il figlio di Napoleon e Nicole Grad, che in perfetto coast to coast sfilando su Azalea Jet nel finale si allunga allo steccato. 1,14 il ragguaglio cronometrico, Abano Cis e Gianni Targhetta.